cose inutili, insomma. E allora, eccoci tornati in studio. Prima di passare alla questione della giustizia e di come lavora, quali sono i costi della giustizia, parliamo ancora per un attimo di corruzione, perché, come dicevo prima di andare in pubblicità, l'Italia purtroppo non è messa bene in graduatoria. Questo lo dice un rapporto che viene presentato tutti gli anni da Transparency International, l'organizzazione non governativa che ogni anno appunto stila questa classifica mondiale sulla situazione appunto della corruzione pubblica percepita, così viene definita, perché comunque è anche difficile quantificarla effettivamente. Ma allora abbiamo riassunto un po' in questo servizio alcuni dati sulla corruzione in Italia. Vediamo. L'Italia continua a essere uno dei paesi più corrotti d'Europa e nell'Unione ci supera solo la Bulgaria. Il dato emerge dal rapporto annuale di Transparency International, l'organizzazione non governativa che ogni anno stila la classifica mondiale sulla corruzione pubblica percepita. Secondo il rapporto, l'Italia, con i suoi 44 punti, lo scorso anno erano 43, si colloca al 61esimo posto tra le 168 nazioni censite, penultima nella lista dei 28 membri dell'Unione Europea, dove si piazzano meglio di noi sia Grecia che Romania, mentre fa peggio la sola Bulgaria con 41 punti. C'è poco da rallegrarsi, anche perché ci troviamo tra quei paesi dove la corruzione tra istituzioni pubbliche e dipendenti è ancora comune, condividendo la posizione con Lesotho, Montenegro, Senegal e Sudafrica. La corruzione è uno dei grandi freni alla ripresa economica. In Italia, negli ultimi 3 anni, la corruzione è aumentata del 74%. È stato calcolato che se in Italia ci fosse la stessa corruzione che c'è in Germania, il reddito annuale degli italiani sarebbe più alto di quasi 10.000 euro. Secondo i calcoli della CGIA di Mestre, gli sprechi e la corruzione presenti nel solo settore sanitario ci costano 23,6 miliardi di euro l'anno. La lentezza della giustizia civile, invece, costa al sistema paese 16 miliardi di euro l'anno. Allora, i dati sulla corruzione di questo dato così elevato è arrivato dall'Eurobarometro sulla corruzione. Questo è stato, invece la CGIA poi ha fatto il calcolo sprechi e corruzione, quindi diciamo è un dato misto, però vediamo che insomma sono dei dati importanti, anche perché ci dicono se avessimo la corruzione che c'è in Germania, ogni cittadino italiano avrebbe in tasca 10.000 euro in più, quindi è questo quanto ci costa poi effettivamente tutto il malaffare che ci circonda, Fratallone. La corruzione, anzi il sistema corruttivo, sia esso isolato, sia creato dalla criminalità organizzata, sia fatto da gruppi di politici, come è successo, abbiamo visto la mafia di Roma Capitale e così via, altera il sistema economico. Perché le imprese che meritano di andare avanti magari decidono di non pagare e in quel momento si mettono fuori dal mercato e colui che compra i prodotti e i servizi paga anche il prezzo delle tangenti. Poi il risultato, quindi l'alterazione è veramente notevole. Beh, poi tutte le opere pubbliche, tutte le opere pubbliche, tra l'altro prezzo, no? A quel punto, siccome bisogna riuscire a ricavarci dei soldini, allora il cemento, come i ponti in Sicilia, è fatto solo di sabbia e bastano 2 piogge e va giù. Io penso che il problema della corruzione e della concussione, cioè della pressione esercitata dal pubblico ufficiale per avere il denaro, quindi il reato diciamo più grave per un attimo, mentre la corruzione sarebbe meno grave, nel senso che presuppone l'accordo fra i due e non c'è la paura creata dal pubblico ufficiale, soffra, lo accennavo proprio all'inizio di trasmissione, questo problema da quando è stata fatta la riforma, dicendo ce l'ha chiesto l'Europa e l'aveva chiesto l'Ocse, ma in un modo diverso, aveva detto semplificate perché ci sono troppe forme di corruzione, in Italia che avevamo il miglior sistema normativo che distingueva queste diverse fattispecie, si è fatto un unico minestrone. E il risultato è stato che nessuno denuncia più i fatti, quindi non parliamo più dell'agente provocatore che va a offrire il denaro al politico, ma dell'imprenditore del privato, nessuno li denuncia più perché non solo se è il corruttore, cioè se paga in base a un'intesa per avere l'appalto, l'accordo, ma se è il soggetto che soffre di queste pressioni da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, diventa anche lui perseguibile. Ecco perché mancano gli strumenti, bisogna tornare a rendere
non punibile il cittadino che denuncia il pubblico ufficiale. Questo è un problema veramente culturale. Quando il procuratore di Palermo, Scarpinato, dice che questo sistema creato dalla legge Severino ha creato omertà, ha lanciato un sasso in uno stagno, perché in quel momento con la legge Severino sembrava di aver risolto il problema. Quella che manca, l'ha accennato prima e condivido il presidente di Libera, è di ricostruire un clima di cultura della legalità. E la cultura della legalità passa anche attraverso un meccanismo normativo che non incoraggia il silenzio e la rassegnazione. Il cittadino deve sapere che può alzare la testa e può denunciare questi soprusi, e questa cosa è fondamentale. Altro aspetto ancora, secondo me, che merita di essere detto. Io sento il governo francamente che dice io credo nella giustizia, dice Renzi, ma lo dicono un po' tutti quanti. Dal punto di vista degli interventi che il governo ha fatto nella giustizia si va nel senso opposto, cioè se una depenalizzazione aveva un senso che ci fosse per cominciare a togliere fascicoli dai tribunali e dire il reato di, facciamo un esempio, ingiurie non è più reato, quindi se vi mandate a quel paese l'un l'altro tra automobilisti, lì comincia e lì finisce, fatevi eventualmente una causa civile, ma penalmente non si parla più di manette, non intasiamo i processi. Però il governo ha anche portato la soglia del contante, io ricordo, da 1.000 a 3.000 euro, quindi favorendo di nuovo la circolazione del denaro, quando invece lo stesso PD dall'epoca di Bersani aveva creato una cultura politica che tutto dovesse essere tracciabile per verificare i movimenti di denaro e i prelievi bancari. E questo è un passaggio. Secondo, ha aumentato le soglie di rilevanza penale, per cui se si commettono certi fatti ma al di sotto di un certo tetto non è reato. Mi riferisco al mancato pagamento dei contributi INPS, alla famosa decisione dei 10.000 euro, ma anche all'ammontare dell'IVA. Guardate che per l'evasione l'IVA il tetto è stato triplicato dai 50.000 euro ai 150.000. Cioè sono cifre da paura, ma nello stesso quindi, senso secondo lei, insomma, c'è stato un allentamento, un assoluto allentamento, ma che è l'immagine che viene data secondo me al cittadino. Sì, vabbè, ma i reati li teniamo solo per certe altre cose. Per il falso in bilancio, dove era stata introdotta da Berlusconi nel 2003 quella regoletta, se non superi il 5% del risultato dell'esercizio non è reato e così via, Orlando sta dicendo sì, intervento recente, effettivamente non possiamo innalzare, come qualcuno ci chiede, la soglia di punibilità, cioè anzi abbassarla, la soglia di punibilità, perché non è giusto che l'imprenditore per delle piccole irregolarità, mere irregolarità di bilancio, sia punito. Quindi in realtà si urlava al lupo quando c'era il centrodestra al governo, oggi il risultato è peggiore perché vengono fatte passare come riforme. Poi quando volete che parliamo della prescrizione, adesso arriviamo anche alla prescrizione. Santini. No, onestamente questo intervento mi pare un intervento non imparziale, diciamo così, ecco, perché ha messo insieme questioni che con la giustizia in quanto tale hanno poca attinenza, perché la questione del contante, allora la questione del contante è questa: il governo Berlusconi aveva messo il contante a 12.500 euro. In Europa la soglia di ritenuta accettabile per evitare l'utilizzo strumentale del contante va dai 1.000 ai 3.000 euro, in qualche caso anche i 4.000 euro, va bene? A Padova, per esempio, noi abbiamo dovuto litigare per 4 anni perché il mercato ortofrutticolo di Padova stava perdendo tutti i clienti perché le normative di altri paesi erano più vantaggiose, tanto per dire cosa significa anche il contante, perché in determinati settori conta molto il fatto di avere la possibilità, per esempio dove si compra prodotti freschi, o c'hai il contante dalle 3 di notte, o c'hai il contante o non compri il prodotto. E queste sono cose concrete, basta guardare i bilanci del mercato ortofrutticolo, ogni anno 4-5% in meno. Io ho fatto parecchi interventi in Parlamento, prima di me i miei predecessori, ancora negli anni precedenti, perché ci fosse una normativa quantomeno allineata a quella europea. Quindi l'intervento sul contante è stato allineato a quello. Come lei sa, è stato comunque vietato l'innalzamento per i money transfer e come lei sa, in parallelo, su iniziativa del Parlamento, è stato notevolmente migliorato l'utilizzo della moneta tracciabile, perché le due cose non sono alternative, possono andare insieme, aumentare la tracciabilità senza che ci sia un contante così ridotto che ingessa alcuni settori di economia. Io non so se sia vera, però c'è un'indagine
del MEF, che dice sostanzialmente che il contante così basso ci costava qualche 0,3-0,4% di prodotto interno lordo, che significa miliardi. Allora questo con la giustizia non c'entra nulla sostanzialmente, perché casomai è una presunzione di possibile reato, ma è un problema di, diciamo, funzionalità dell'economia. L'altra questione, quella che è stata detta sulla corruzione, adesso io non lo so se è giusto, se è sbagliato, eccetera, però è stato preso nell'ambito dei magistrati, diciamo, un gruppo di magistrati, poi c'è la figura di Cantone, ma sappiamo che non è l'unica, che aveva, come dire, sviluppato tutta una serie di, diciamo, competenze in campo proprio di prevenzione della corruzione. È stata creata un'autority che, come lei sa, è un'autority molto penetrante e preventiva. È chiaro che i risultati delle statistiche, che di solito si rivolgono comunque agli anni precedenti, certo, li vedremo nel tempo, ma è indubbio, cioè adesso, a meno che non dubitiamo anche del fatto che ci sia un'autority anticorruzione, è costituita, qualcuno sostiene anche, secondo me non ha ragione, ma sostiene che addirittura rischia di essere perfino troppo paralizzante per quanto riguarda l'attività, ma non è... E questo è un intervento che ha fatto questo governo, e l'ha fatto. Prima parlavamo di prescrizione, come sapete si sta lavorando su più piani perché i processi vengano fatti in tempi reali, in modo tale che per ottenere un obiettivo giusto, cioè quello di evitare che vadano in prescrizione, non possiamo neanche pensare che si facciano in 20 anni. Quindi io credo che se il giudizio è il governo ha fatto le cose sulla giustizia al contrario, come ha detto lei, francamente, ecco, il falso in bilancio noi l'abbiamo reintrodotto. So se si è perso qualche puntata, ma il governo di prima l'ha tolto, noi l'abbiamo reintrodotto. Poi discutiamo la questione della, diciamo, della pena o del reato di lieve entità. È per ammissione di tutti, e questa è anche dal punto di vista fiscale, una delle modalità con le quali distinguere le situazioni, diciamo, di quello incallito con gli errori e tutte quelle cose lì, cose che capitano tutti i giorni, perché sennò io vivo in un altro mondo. Se devo, ogni volta che facciamo dibattiti, magari parlando di economia, mi si dice che questa persona, questa azienda ha avuto perché ha fatto un errore, una sanzione pesantissima, eccetera. L'abbiamo fatto, abbiamo messo le rate a 120 quando non si pagano, no? 120 mesi. Cioè sì, 120 mesi quando non si è in grado di far fronte. Perché? Per dare la possibilità che l'economia vada avanti, l'INPS, quelle cose lì che diceva lei, l'IVA. Cioè questo con la giustizia non c'entra nulla, queste sono cose che cercano di trovare un equilibrio tra il rispetto delle regole e la possibilità anche che l'economia in momenti così pesanti possa avere un minimo di elasticità e possa andare avanti. Quindi con la giustizia cosa c'entra? Tutto a posto. No, non è tutto a posto. Sembrava però. Non è tutto a posto. Io ho detto che ci sono dei fatti inoppugnabili per cui si è cominciato a fare delle cose che vanno nella direzione di migliorare. Poi naturalmente tutto è opinabile, può essere giudicato, ci sono molte cose ancora da fare, tantissime, però insomma da lì a costruire un teorema per cui si va addirittura in senso contrario, che è altra cosa, francamente non mi pare che sia sostenibile. Senatore Santini, giustamente lei mi spiega a cosa serve l'uso del contante, oltre che raccontarlo ai telespettatori. Io francamente ho scritto il manabile sull'antiriciclaggio, ho fatto qualche centinaia di convegni in tutta Italia con ufficiali della Guardia di Finanza, con le camere penali, quindi l'ascolto sempre volentieri, ma le confesso che un pochino di collegamento con la giustizia c'è, così come c'è con le norme che sono state fatte per esempio nel 2015 e che hanno apparentemente alzato il tetto della pena massima per la corruzione, parlo della Severino, in realtà a 12 anni l'hanno riportato. 2012 da Severino. No, è stata fatta una modifica. È stata fatta la modifica con legge 69 del 2015 che ha riportato il massimo a 12 anni, prima era 8, ma il minimo l'ha portato a 6. Queste sono norme dove si abbassano i limiti di pena, allora lo sconto per le generiche, lo sconto per altre cose, la galera non si fa più. Nessuno. Questa è la realtà, questa è la certezza dei diritti. C'eravate voi al governo adesso, io lo dico da tecnico, non da politico. Torniamo invece alla tra le altre cose abbiamo fatto anche la norma antiriciclaggio, come lei sa allora perfettamente. No, l'autoriciclaggio. Sentiamo qual è lo stato di salute della giustizia in Italia, quali sono i numeri, quanto costa, quanti sono i giudici, quanti
quanti sono i procedimenti in sospeso e quant'altro. Il servizio. Quali i numeri della giustizia in Italia? Il costo del sistema giudiziario italiano è pari a 4,7 miliardi di euro, più basso rispetto a Germania e Regno Unito, con cifre rispettivamente pari a 9,2 miliardi e 6,1 miliardi di euro. Di poco inferiore al nostro il costo per la Francia, con 4 miliardi di euro. Le stesse cifre calcolate in valore pro capite diventano per l'Italia 76,6 euro, 114,3 per la Germania, 92 per il Regno Unito e 61,2 euro per la Francia. Nel totale di questo budget in Italia il 70% va a coprire gli stipendi degli addetti ai lavori, il 60% in Germania e il 50% in Francia. Un'altra parte del budget copre l'aiuto legale offerto a chi non ha mezzi per difendersi, 86,5 milioni di euro il costo coperto dall'Italia, lontani dai 316 milioni della Germania, i 346 milioni della Francia e dai ben 3,35 miliardi di euro del Regno Unito, pari a circa la metà dell'intero budget. I giudici togati all'interno del sistema giudiziario italiano sono 6.654, 11 giudici ogni 100.000 abitanti, 19.832 in Germania, 24,5 ogni 100.000 abitanti, 6.945 in Francia, 11 ogni 100.000 abitanti e 4.480 nel Regno Unito, 7 giudici ogni 100.000 abitanti. Prima l'Italia per numero di avvocati, con 226.000 contro i 200.000 del Regno Unito, i 160.000 della Germania e i 56.000 della Francia. Altro primato spettante all'Italia riguarda la durata dei contenziosi di primo grado, una media di 39,5 mesi contro i 13 mesi di Francia e Germania e i 10 del Regno Unito. Le cause penali pendenti nel nostro paese sono 1,2 milioni contro le 278.000 della Germania e le 70.000 del Regno Unito. Nel totale degli uffici giudicanti l'Italia ha un numero di cause pendenti pari a 4.899.000. Allora, professor Casen, tanti numeri, ce ne sono alcuni che balzano all'occhio più di altri. La durata, ad esempio, del procedimento. Questo sicuramente. Sì, ma non c'è dubbio. Ma questo scontro epocale, periodico, diciamo, che c'è tra la magistratura e la politica, mi sembra proprio un litigio tra marito e moglie. È uno scaricabarili perché la giustizia ha le sue colpe, perché noi consideriamo che la giustizia sia perfetta, ma non lo è, perché poi abbiamo visto i numeri. I tempi della giustizia sono talmente lunghi che comportano tutta una serie di affaticamenti, di giri improponibili. Noi abbiamo avuto come esperienza un procedimento che è durato 24 anni e nessuno si è concluso perché l'altra parte è morta. Quindi sono delle cose che non sono surreali, chiaramente era una cosa estrema. Allora la giustizia fa le pulci alla politica e la politica si difende perché anche la politica non può essere attaccata dalla magistratura. E allora è una guerra senza fine. Io desidererei invece, suggerirei, che la politica dia dei consigli e prenda dei provvedimenti per superare questa crisi e la magistratura faccia altrettanto, perché abbiamo visto i dati che ci vengono posti. Non stiamo dicendo che chi è buono, chi è cattivo. I dati italiani sono estremamente negativi della politica e della magistratura. Quindi se si mettono d'accordo invece di litigare, forse otteniamo un risultato, non per la politica, nemmeno per la magistratura, per i cittadini. Perché in tutta questa guerra si sono dimenticati i cittadini e questo mi dispiace. Certo, Federico D'Inca, allora una lentezza della giustizia, abbiamo visto, che da sempre, anche questo è un freno
allo sviluppo del nostro paese, perché la gente non viene a investire in Italia se sa che quando inizia una causa poi non la finisce più. È un freno grandissimo dal punto di vista economico, molte aziende, molte multinazionali non vogliono investire nel nostro paese perché non c'è diritto in pratica, quindi non sai esattamente se nel momento in cui ti capita qualcosa puoi essere diciamo difendibile o ai tempi insomma certi. È chiaro che alcuni dati insomma veramente espressi in questo ultimo servizio sono pesantissimi, perché di fatto noi spendiamo 4,7 miliardi di euro, abbiamo 6.654 magistrati rispetto insomma, ai quasi 20.000 della Germania, insomma, forse alcuni numeri, chiaramente poi i numeri delle persone e dei cittadini sono diversi, ma non abbiamo sicuramente un terzo della popolazione della Germania. Sono numeri importanti che definiscono insomma, le difficoltà che noi abbiamo. Noi abbiamo, diciamo così, abbiamo una proposta in questo momento del Senato, per cui chiedo anche al senatore Santini se fosse possibile prendersi la possibilità insomma, di poterla portare avanti e di chiuderla, che è il whistleblowing. Abbiamo fatto già alla Camera per il primo passaggio, è una normativa diciamo, che è il segnalatore di corruzione, in pratica vuol dire quello che fischetta, sarebbe in gergo, no? È una norma tipicamente anglosassone per cui c'è il segnalatore, il dipendente pubblico seduto sulla scrivania si accorge che qualcosa non funziona, avverte diciamo, il proprio diretto, l'incaricato, la giustizia, va bene, e si individua praticamente che cosa sta succedendo in quell'ufficio. Nelle altre parti questa importante norma ha permesso, ad esempio in America, negli ultimi 30 anni, sono dati che ci ha fornito l'ambasciatore americano, che abbiamo anche incontrato e ci ha fatto i complimenti per questa proposta, un recupero di 60 miliardi di euro, che praticamente è un recupero fondamentale, insomma, se lo guardiamo all'interno del caso degli Stati Uniti d'America. Potrebbe essere, chiaramente con termini diversi, modalità diverse, applicata nel nostro paese e dare la possibilità di dare quell'etica che prima appunto parlavamo e che oggi nel nostro paese manca. Questa è una possibilità, diciamo, è inchiodata al Senato, è stata messa in qualche cassetto. Santini, sono convinto che tu possa, insomma, visto che fino ad oggi hai parlato che c'è la volontà di migliorare la gestione del nostro paese, di poter andare incontro alla chiusura di questa proposta di legge che appunto è ferma in qualche cassetto. In questa maniera possiamo andare a risolvere. Di fatto resta il problema di un paese che, per quanto mi riguarda, insomma, essere penultimo davanti alla Bulgaria mi fa soffrire. Transparency chiaramente non è italiana, quindi chiaramente guarda anche l'Italia da una visione completamente diversa, ci dà con delle posizioni vergognose, rimango anche lì per alcuni dati che sono stati appena detti, sono i 23,6 miliardi per la sanità, forse mi possono sembrare tanti, ci sono anche gli sprechi della sanità, non solo corruzione e sprechi, sono 110 sono miliardi dati di euro. della CGIA di Mestre. Infatti sono 110 miliardi di euro il nostro costo. È chiaro che se prendiamo 23, 16 il costo noi abbiamo entrate fiscali per 780 miliardi di euro all'anno, di fatto si porta una grande capacità di poter dare risorse ai nostri giovani. Ricordo che è un paese il nostro che soffre di spopolamento, abbiamo circa come Italia 1,39 figli a donna, quando per poter far sì che la popolazione rimanga uguale abbiamo il 2,1 figli per donna, il Veneto 1,42, ma ricordo che il Bellunese da dove io vengo ha lo 0,75, per cui noi resteremo nella provincia di Belluno, siamo in 210.000 persone, tra 50 anni saremo 70.000 persone. Questo perché 1000 rivoli vanno da tante parti e poi non finiscono invece magari non soltanto nella giustizia, che è una parte fondamentale, ma forse anche in politica per la famiglia, perché diversamente questo paese è destinato a morire. Tommasi, in chiusura di questa prima parte, lei il compito di, come dire, chiudere un po' il cerchio. Abbiamo visto varie tematiche, è stato sollevato quella di una depenalizzazione, ad esempio di un alleggerimento della pena. Ma io parto da una considerazione, la considerazione è questa. Se noi teniamo conto di questi numeri della corruzione, noi ci accorgiamo che dove è più alta la corruzione, come nel caso del nostro Paese, immediatamente lo agganciamo al dato della disoccupazione giovanile e vediamo che la disoccupazione giovanile è più alta. Immediatamente vediamo che diminuiscono i fondi per la ricerca e i fondi per lo sviluppo. Non nascono nuove imprese anche perché l'estero non investe, perché cala la fiducia nell'economia italiana. I servizi pubblici diventano insufficienti, scarseggiano le risorse, come dicevo, dall'estero, aumentano le disuguaglianze sociali, aumentano le disuguaglianze economiche e aumentano anche, abbiamo calcolato, aumentano anche i morti sul lavoro.
E allora io ne deduco dei dati molto, molto preoccupanti. Sulla questione della giustizia io riferisco soltanto il fatto che in base a quei numeri dovremmo anche, e questo è stato considerato anche dall'ultima visita della Commissione parlamentare antimafia che è venuta qui in Veneto, quando la Commissione è stata a Verona, ha considerato l'importanza di dotare la magistratura di competenze per andare a intercettare i reati e poterli interpretare nel modo corretto e nel modo più veloce possibile. Questo vuol dire anche non solo rinforzare i tribunali, ma dare la possibilità di aggiornamento e di competenze sempre maggiori. Allora, qual è la proposta che si potrebbe fare concludendo tutto questo ragionamento? Dove aumenta la corruzione, dove non si mettono freni, aumenta la potenza delle mafie per intervenire in tutti i settori della società con il riciclo del denaro, con l'acquisizione di aziende. Abbiamo visto anche esempi recenti proprio qui a Padova di acquisizione di quote societarie del SRL che poi vengono fagocitate, vengono fatte fallire. Ecco, una proposta immediata che abbiamo fatto e che, visto che abbiamo 2 parlamentari presenti, ripeto, è quella di togliere la terra da sotto i piedi ai mafiosi, come è stato fatto con la legge sulla confisca voluta da Pio La Torre ed è morto per questo, portare a compimento anche la proposta di confisca per i corrotti, ma toglierla anche da un punto di vista economico e culturale, intervenendo in maniera, visto che voi lo potete fare, fate in modo che venga tolto dal patto di stabilità il welfare, cioè le spese per il sociale. Questo toglie strada a chi entra con il malaffare sostituendosi allo Stato e sostituendosi ai servizi dello Stato. Ricordiamoci che per raggiungere, per noi legalità è una strada, la legalità per noi è un percorso, è uno strumento per arrivare alla giustizia sociale. Nel momento in cui siamo in grado di garantire la giustizia sociale, e questo vuol dire garanzie per il presente e per il futuro, toglieremo fiato ai corrotti, ai corruttori e ai mafiosi. Certo, grazie. Allora adesso andiamo in pubblicità e rientriamo subito dopo per fare il punto invece sulle banche popolari venete, quello che sta succedendo, la situazione degli azionisti. Ci ritroviamo tra poco, dopo la pubblicità.